È terminata con il risultato di 2-7 la sfida, la trasferta qui a Trapani tra Giudecca e Palermo Futsal Club. Siamo qui con Dante Vitiello, un graditissimo ritorno, 2 gol. Qual è il tuo pensiero? Partiamo subito dai gol, magari. Sono felicissimo intanto di essere tornato al gol e innanzitutto di essere tornato in campo, anche perché mi è mancato per problemi diciamo personali e quindi vedevo l'ora di ritornare. Fare gol ancora meglio perché diciamo mi dà ancora più motivazione. Poi mi piace il fatto che comunque sia stato uno, voglio dirlo, dei miei gol, ecco. Hai fatto 2 reti, ne stavi facendo addirittura un altro. Cosa hai pensato quando il portiere ti ha levato da praticamente sotto l'incrocio dei pali a terza rete? Ci avevo creduto, ho detto arriva una tripletta all'esordio magari. Purtroppo non è arrivata, però l'importante è che abbiamo portato i 3 punti a casa e che continuiamo a tenere il primo in classifica. Adesso parliamo un po' della partita in generale, 2-7, un buon primo tempo, nel secondo forse tante chance sprecate. Come l'hai vista la tua partita della formazione e del collettivo? Abbiamo preparato molto bene questa partita, sapevamo a cosa andavamo incontro, comunque una trasferta difficile arrivare anche qui a Trapani, però sapevamo che avremmo fatto bene perché comunque siamo un bel gruppo, siamo una bella squadra, dove siamo ci meritiamo di essere per me. C'è stato forse un piccolo neo di questa partita, ovvero l'espulsione di Lorenzo Chinnici. È il tuo stesso ruolo, la prossima sfida è contro il Club Olimpia, che è una delle poche formazioni ad aver battuto il Palermo Futsal Club nel girone di andata. Ti candidi ad una maglia da titolare? Assolutamente sì, io sono sempre disponibile a disposizione del mister e del presidente della società, sempre a essere pronto a giocare in qualsiasi momento. Mi dispiace per questa purtroppo espulsione, ma purtroppo è andata così. Chiudiamo invece con la tua esultanza. Prima hai saltato come Bellingham, poi invece hai mandato un bacio verso chi era rivolto, perché avevo visto che era verso il pubblico. Sia le persone a casa, la mia ragazza che mi aspetta a casa, specialmente la famiglia, ma specialmente a tutti quelli che ci seguono ogni giorno, perché anche grazie a loro, tra virgolette, è bello segnare anche per i tifosi.